a Venezia, una grande mobilitazione a Venezia e in tutte le città del Veneto. Siamo 1000 persone in tutte le città capoluoghi. C'è una grande mobilitazione oggi, questa sera, a favore del popolo greco, a favore di questo governo, che ha avuto il coraggio di smascherare le logiche di questa Europa che stanno soffocando tutte le democrazie. Questo governo eroico che ha avuto il coraggio di mettere in luce che cosa sono le politiche dell'Europa, che cosa stanno chiedendo ai popoli d'Europa. Stanno chiedendo la povertà, li stanno impoverendo, li stanno privando di ogni cosa. Ciò che il governo greco ha proposto all'Europa è l'unica possibilità. Quindi una nuova definizione del debito. Non hanno detto che non vogliono pagare, ma hanno dimostrato, economisti quali Stiglitz stanno dicendo tutti quanti, che non è possibile per la Grecia pagare questo debito, non è più possibile. Una politica, quella dell'austerity, che ha impoverito la Grecia al punto tale che oggi il debito è al 175%. I calcoli hanno detto che, supponendo una crescita del 4% per i prossimi 5 anni, cioè un calcolo impossibile, una crescita della Grecia per i prossimi 5 anni del 4%, il debito arriverebbe nel 2022 al 125%. Quindi è chiaro, è evidente che la Troika, che la finanza europea sa benissimo che la Grecia non può pagare, non può stare a queste condizioni. Allora dobbiamo domandarci tutti perché continuano così. Perché vogliono rovesciare un governo così come hanno rovesciato tutti i governi legittimi, e noi in Italia, che abbiamo il terzo Presidente del Consiglio non eletto, da Monti a Letta a Renzi, governi che sono stati decisi altrove, governi che stanno proponendo le stesse ricette che affamano, ricette che impoveriscono, e noi quindi siamo qui anche a dire grazie a questo governo greco, a questo piccolo paese, che però sta dando una lezione di democrazia a tutti i cittadini europei. Stiamo dicendo grazie a loro, grazie a questo popolo, e vogliamo incoraggiarli. Dite no domenica 5 luglio e dite no anche per tutti noi. E lo stiamo dicendo qui a Venezia, sotto Palazzo Labia, anche se la RAI non ci vuole dare voce, lo diciamo e lo gridiamo a tutti i cittadini. È bene che tutti sappiano che quello che stanno facendo i greci coraggiosamente è qualcosa che dovremmo imparare anche noi, oggi, qui in Italia. Il governo Renzi non è differente dai governi precedenti. Il governo Renzi applica il memorandum, tutte le politiche, dal Jobs Act alle politiche della scuola, alla quindi eliminazione della contrattazione nazionale, sono l'applicazione pedissequa dei memoranda che questa Troika sta mettendo in atto negli ultimi anni. Memoranda che non hanno dato nulla a questi paesi, hanno compromesso lo sviluppo economico, hanno sequestrato la democrazia, hanno compromesso la libertà e le libertà. E quindi tutti insieme dovremmo essere vicini 5 luglio e incoraggiare, mandare un messaggio alla Grecia: dite no per piacere, anche per tutti noi. Grazie. 26 giugno 2015 il governo legittimamente eletto indice il referendum che avviene il riscatto dei cittadini greci.